Eccoci, siamo arrivati alla 36esima, no, 37esima della giornata. La puntata è la numero 18 e ancora non è finita perché abbiamo ancora 2 partite stasera e andremo a vedere dopo nel computo generale del campionato di calcio di Serie A. Poi mancano ancora le ultime 2 e quindi qualche verdetto verrà fuori. Sappiamo che in questo momento c'è la Camera di Consiglio, ovviamente per la questione riguardante la Juventus, e quindi sono ipotizzabili la richiesta di 11 punti di penalizzazione che comunque lascerebbero sempre uno spiraglio aperto qualora la Juventus vincesse la partita di stasera contro l'Empoli e le prossime 2 che ha, mi sembra, appunto con il Milan e poi l'Udinese a casa dell'Udinese. Insomma, quindi è una situazione un po' particolare, inizia, diciamo, a delinearsi un po' il fronte, chiamiamolo così, punitivo della Juventus, anche se poi ci sono tantissime polemiche che riguardano la tempestività di questi processi, di queste e anche diciamo di questi verdetti che in qualche modo hanno creato un problema alla squadra stessa della Juventus e di conseguenza anche un po' a tutto il campionato che si è già in qualche modo interrotto con il paio di mesi del mondiale del Qatar, quindi insomma una stagione molto ma molto particolare. Allora, che calcio che fa? Abbiamo le nostre pagine di riferimento, quella principale su silviomusicradio.it, una delle più grandi radio web d'Italia. Abbiamo poi ovviamente l'uscita su YouTube e Twitch e su Facebook ovviamente, l'utilizzo di Instagram per ciò che riguarda la promozione della trasmissione e poi il nostro piccolo angolo della beneficenza che riguarda appunto l'associazione www.per-emma.it conosci Frederick per la ricerca e la cura della tassia di Fredrix ogni giorno per Emma, ed è una malattia rara che ha bisogno di essere sostenuta appunto alla ricerca. La tempestività di questo periodo storico ci ha regalato ovviamente delle finali che riguardano prima la Coppa Italia, poi la Conference League, poi l'Europa League, poi la Champions League, e quindi noi abbiamo veramente un finale di stagione meraviglioso dal punto di vista calcistico, dal punto di vista italiano. Quindi iniziamo con una finale di Coppa Italia che sarà appunto Fiorentina-Inter a Roma, e quindi io non potevo non invitare un fiorentino doc, tra parentesi un intermediario calcio, osservatore, insomma una persona che ne sa tantissimo. Eccolo qua, Michele Frattini. Ciao Fulvio, ciao a tutti quanti, ciao a tutti i tuoi follower, a tutti coloro che non lo sono, non lo saranno da questo momento. Dunque, ciao a tutti, siamo in clima strapositivo. Qui sta andando via un po' il sole, ma il sole l'abbiamo dentro, perché raggiungere doppia finale sia per noi, dunque noi fiorentini, che per voi interisti, penso sia un successo bellissimo. Esatto, se riesci a spostarti un po' verso sinistra perché tendi a scomparire. Esatto, più centrato. Quello che volevo dire è che arrivato a un certo punto, almeno nell'opinione, nei giornali, non ne parlano più di tanto di questa concomitanza, cioè l'Inter e la Fiorentina hanno una finale in comune, ma hanno anche 2 finali di appunto Conference League e di Champions League. Sembra quasi che sia solo la Champions League in qualche modo a fagocitare la logica dell'opinione pubblica, ma abbiamo veramente un grandissimo appuntamento della Fiorentina, quindi almeno come percezione, no? Quindi bisogna cercare di alzare le istanze viola in questo momento, e quindi Michele Frattini ovviamente è il primo subito sulle barricate ad alzare. No, io ripeto, io quando parlo di Fiorentina ovviamente faccio una comparazione dovuta con l'Inter, perché i 2 allenatori sono stati spesso contestati, non certamente a me, che lo dico pubblicamente. Ho sempre preso come esempio il calcio di Inzaghi fino a quando era una compagine romana della Lazio, e di italiano chi come lui, perché alla fine il biplete o pseudotale a Firenze non l'abbiamo mai visto eventualmente. Certo. Dunque metto già il dunque ha già fatto il miracolo italiano a Firenze. Detto questo, lo scenario è particolare, perché questa è anche una rivincita per il calcio italiano, perché è vero che siamo usciti dai mondiali per ben 8 anni, dunque 2 mondiali, certo, 2 sessioni mondiali, però è altrettanto vero che, come ci siamo permessi, accennavamo
prima, perché per la vera trasmissione è prima di iniziarla, dunque come abbiamo vociferato con te, in questo caso Fulvio, poc'anzi, l'Italia ha sempre vinto un europeo con tanti giovani, un europeo secondo me non solamente fortuito, ma era... e poi siamo andati fuori dai mondiali ai rigori contro la... Dunque, secondo me, ecco, questa rivincita del calcio italiano, perché rivincita? Perché è vero ci sono ancora tantissimi stranieri, ma è altrettanto vero che Inzaghi è un allenatore made in Italy, coverciano, aula magna, dove io stesso ho collaborato per tanti anni accanto a fianco dell'immagine di Firenze, del mito, della leggenda dell'amico fraterno Giancarlo Antonioni. Italiano, alto italiano, dunque non solo, ma c'è anche il Napoli Spalletti, che quest'anno ha fatto bene anche aggiuntivo in Champions League, vincendo un campionato strameritato peraltro. L'unico è Mourinho non è italiano, però insomma è internazionale, dove va, riesce sempre a portare una coppa. Gli ultimi successi internazionali dell'Inter, se non erro, triplete, triplete, sì. L'ha fatti lui a Milano. Ora l'Inter rischia, in senso buono, positivo, vinca il migliore a prescindere, di fare il biplete. Insomma, penso che il calcio italiano stia mettendo le basi giuste per cercare di andare avanti nei migliori modi. Ecco, io ho sempre una grossissima polemica nei confronti anche di amici che sono i primi a gettare discredito sul calcio italiano e anche dal punto di vista proprio tattico. Purtroppo adesso non ho creato, no, ce l'ho in un archivio, la classifica delle coppe vinte dai tecnici, le coppe europee. C'è al primo posto Carletto Ancelotti e nelle prime 10 ci sono 4 allenatori italiani della storia del calcio, e poi ci sono anche alcuni, tra cui anche Mourinho, che ha transitato comunque dall'Italia, oppure lo stesso Guardiola che ci ha giocato. Insomma, quindi qualcosa di base c'è sempre, no? In qualche modo, vabbè, se la vogliamo vedere come diciamo bicchiere pieno, il calcio italiano è questo, quindi non possiamo annullare un qualcosa, poi saremo probabilmente fortunati. Quindi senti, volevo dire una cosa, parlando con un mio amico, no? Siamo interisti, parlando con un mio amico mi ha detto però se non vinciamo niente, non entriamo in uno dei 4 posti, che vabbè, adesso va bene tutto, ma non penso che l'Inter vada fuori dai 4 posti di Champions. Non vince contro il City e ci può stare benissimo, non vince contro la Fiorentina e ci può stare benissimo. Che tipo di stagione è? Lo dico anche nei confronti dei fiorentini: se non vincono niente né la Conference League e né la Coppa Italia, che tipo di stagione daresti come votazione, no? alla stagione stessa appunto della Fiorentina e anche quella dell'Inter a questo punto? Ma allora, io non vorrei essere nostalgico, ma io la toppezza, la lode con bacio accademico e la menzione a Firenze, nella Fiorentina, riuscirei a darla soprattutto con Giancarlo Antonio all'interno. Non c'è più Giancarlo, gli posso dare un ottimo voto, ma non il massimale. Ecco, okay. Su questo tenevo a precisarlo, non per conflitto di interessi morali, ma proprio questione di senso di appartenenza. Detto questo, la Fiorentina gli dà un voto stratosferico, perché nessuno avrebbe mai immaginato di arrivare in doppia finale, perché molti la definiscono la Conference una coppa non minore, però insomma classificabile dietro l'Europa League, e forse lo sarà, perché è sorta l'anno scorso, l'altro appena nata, appunto italiana, che è la Roma. L'anno scorso ha vinto la Roma e quest'anno rischia di vincere addirittura l'Europa League, rischiando, la Roma stessa rischiando di non classificarsi in Europa in campionato. Dunque anche il Milan, nonostante tutto, rischia anche il Milan. Dunque ci sono squadre che hanno tirato al massimo a livello internazionale e si ritrovano a avere problemi. Tornando su di noi fiorentini, noi a Firenze, noi fiorentini, direi che la Fiorentina deve solamente essere felice, perché basti pensare all'italiano, dove è andato ha fatto bene, ha sempre alzato l'asticella, ha fatto bene a Zignano, ha fatto bene a Trapani, ha fatto benissimo allo Spezia, ha fatto bene perché si è piazzato l'anno scorso 7° posto, meritando la Conference League, che era la coppa appena sorta. Quest'anno si è mantenuto
all'interno della medesima Coppa, andando in finale. Dunque alzate il livello, con giocatori diversi. A Firenze si lamentavano in tanti per la mancanza di Dusan Vlahovic, che fu venduto l'anno scorso, ormai è remoto anche questa cosa qui, nemmeno, e non è un imperfetto, non è un passaporto, proprio remota la cosa, ormai è dimenticata. Non si ricordano più di Vlahovic. No, si ricordano, ma a fortuna però, si ricordano. Però si è arrangiata, diciamo, la Fiorentina, però ha trovato un grandissimo allenatore. Perché? Perché come Inzaghi è riuscito a fare la turnazione, il turnamento della rosa, tutti sono contenti perché bene o male hanno, diciamo, detto la loro, chi 20, chi 40 minuti, chi un'ora, chi li fa sempre girare. Io penso diciamo, al dualismo, tra virgolette, al duello tra Lukaku e Dzeko. Entra Dzeko, a 20 minuti alla fine entra Lukaku, ormai è un classico, vabbè, diciamo, sì, per Inzaghi. Mette Gosens nel secondo tempo, cioè fa sì che tutti siano contenti, che nessuno si lamenti. E così italiano. È la stessa cosa quindi in Fiorentina. Bravissimo, così italiano problemi negli spogliatoi non ne ha, perché tutti hanno il minutaggio, tutti. Questo vuol dire che è positivo da un certo punto di vista, poi da un altro bisogna anche vedere, perché qua ci sono tantissime polemiche a Milano riguardo appunto questa turnazione, perché uno dice però dopo andiamo a perdere le partite, ma quest'anno hanno perso tutti, eccetto il Napoli. Sì, vanno a perdere le partite, va bene, però quello che conta, Fulvio, e tu me lo ricordi sicuramente, è il risultato. Non ci dimentichiamo che Inzaghi stesso ha vinto la Juventus la Supercoppa italiana, però male un trofeo l'ha già portato lì, se non sbaglio, forse mi sbaglio, ma non credo. No, l'anno scorso. Allora dico, rischia di ripiazzarsi perché è sempre a 66 punti nuovamente di diritto a un Champions senza sforzi. Ora se vince l'Atalanta è matematicamente in Champions League nuovamente. Certo. Dunque dico, è in doppia finale, ma che gli vogliamo dire a Inzaghi? Che Quindi quello che voglio dire, tornando alla mia domanda, quindi se uno rimane, diciamo, a bocca asciutta senza aver vinto nulla, non è una tragedia, è questo che voglio dire. Certe volte bisogna cercare di essere vince uno. Sì, io capisco l'amarezza del tifoso, poi l'Inter sicuramente ha più pretese della Fiorentina, perché ha altri tipi di ingaggi, altri tipi di capitali, un'altra piazza, diciamo la città del business, anche commerciale Milano, dunque è scissa in due parti, Milano e Inter, però Milan è la Gran Milan, come dite voi. Però però dico, a un certo punto che si può recriminare. Lo stesso Conte andò in finale, ha vinto lo scudetto, per carità, ricordiamolo, diamo a Antonio che chiede Antonio. Però andò in finale in Europa League e non la vinse, o sbaglio, e non la vinse. No, infatti l'ha persa proprio col Siviglia. L'ha persa, appunto. Dunque, senti una cosa, il Siviglia incontrerà la Roma e se vince è la 7ª Coppa Europa League che vanno a vincere, no? E tutti dicevano, ecco, anni fa, dicevano, ecco, vedi che gli spagnoli pensano a questo. Effettivamente, quando le squadre andavano a giocare, sia il Napoli, un po' meno l'Inter, che l'ha giocata forse un po' meno, e comunque tutte le squadre italiane andavano a giocare, a un certo punto era un fastidio andare a fare quella coppa, no? Adesso abbiamo visto invece che bisogna andarle a vincere queste coppe, quindi Conference League che è nuova, l'ha vinto l'anno scorso Mourinho, hai vinto una coppa, io credo che i tifosi romanisti se vanno a vincere anche quest'anno vanno in delirio avendo vinto in 2 anni 2 coppe, quindi cerchiamo di valutare tutto da un punto di vista proprio sportivo, no? Quindi non rimaniamo solo alla logica economica, perché dopo alla fine uno dice, solo la Champions League dà tanti soldi. No, prestigio, crescita, mentalità. È vero, condivido. Tra l'altro non scopro l'acqua calda, ma in quel di Milano siete messi benissimo a livello di direttori sportivi, tra l'altro li conosco, e non per vanto, ma dopo tanti anni, insomma io, il signor Marotta, il signor Giuseppe Marotta, lo ricordo ancora quando andò alla Sampdoria e vinse, pensa, con la Primavera, io ero dirigente a Montichiari, mi ricordo che gli abbiamo dato all'epoca, ridemmo all'epoca signori che era un calciatore classe 88 e lui vinse con quei signori, con Poli, con Tiboni, vinse il campionato primavera nazionale.
dunque Marotta, e aveva al fianco suo, mi ricordo, Paratici, che faceva il settore giovanile. Marotta è un grandissimo direttore, non è a caso che l'Inter ha alzato il livello accanto a Ausilio, per carità, Piero, che anche lui ha vinto il triplete quando c'era Branca, quando c'era Oriali, quando c'era il tridente dell'Inter dirigenziale. Però c'era anche Paolillo, mi ricordo Ernesto, che era, mi ricordo perfettamente, l'uomo delle banche, che lui era il mondo bancario, mi ricordo perfettamente. Però dico, lì avete un direttore, a mio avviso, che non sbaglia niente. Cioè, a Milano vi ha abituato talmente bene, perché ha dato via Hakimi, ha dato via Cancelo, ha dato via giocatori più rappresentativi, però siete sempre lì e alzate sempre il livello, un po' come Giuntoli, scusate il parallelo, che manda via Insigne, manda via Koulibaly, manda via Mertens, manda via tutti, e riesce con Spalletti in modo del tutto toscano, e qui lo devo dire perché siamo maccheroni, ma siamo toscani veri, riesce a riportare lo scudetto a Napoli, paradossalmente in senso buono, quando l'Argentina vince anche il campionato del mondo. Dunque certo. quello stadio gli hanno titolato, non gli ha portato solamente bene, ma anche tanta gloria. Ecco, allora mi dai anche il là per portare avanti uno degli argomenti che sto trattando in questo periodo, ma in particolar modo proprio oggi ho notato, ho letto delle dichiarazioni. Ci sono questi tre personaggi: uno al centro mette i soldi, gestisce, a sinistra c'è la persona che invece fa il campo e quindi crea le trame giuste per andare a creare una squadra e andare a far male in tutti i campi, e poi c'è un direttore sportivo che invece deve prendere i prospetti giusti. Da quello che ho capito e sto pensando, mi sa che andranno alla Juventus sia Spalletti che Giuntoli, no? È un'ipotesi. Giuntoli quasi, non dico annunciato, ma quasi. Spalletti comincia un po' a dire: la società deve parlare, mi hanno già detto come stanno le cose, quindi lui non vuole dire nulla. È normale che una squadra appena vinto lo scudetto si disgreghi a livello dirigenziale dopo aver fatto così tanto bene. Chiamiamolo negli ultimi anni, ma l'ultimo anno ha fatto un miracolo. Qual è il problema? Andare a prendere non so, più soldi di ingaggio, iniziare un'avventura sportiva nuova, ribadire di essere da parte di un presidente il vero Deus ex machina di tutto, che quindi lui si prende i meriti. Qual è un po' la verità di mezzo di queste tre situazioni? Poi magari non cambierà nulla, però ma se devo rimanere in tema Inter, all'Inter avete avuto un signore che si chiama Diego Simeone, il quale Simeone, insomma, come allenatore è rimasto alla Atletico Madrid, ha vinto tutto, è sempre rimasto quando ha vinto il campionato, ha alzato gli ingaggi, ha alzato il valore della rosa, e tanti anni che lì e nessuno lo tocca. Allora si parla di un esempio, però sì. è un esempio, è un exceptio ratio, cioè è proprio sono eccezioni, ecco, nella relazione stessa. Io ricordo Conte che tutte le volte che vince se ne va ovunque, l'ha fatto anche con voi, certo. con l'Inter. Certo. Dunque, quando ottieni il massimo, secondo me vai via anche da vincitore, perché da vincente vincitore, perché più di quello che hai fatto non puoi fare. Dunque, secondo me, fossi io un presidente, non lo sono, fossi io un presidente, li lascerei andare. Perché? Perché devi prendere gente con stimoli veri, e il problema, sai qual è il problema? Quello che riuscire a emulare le gesta che hanno fatto il Napoli, e in questo caso il presidente, e Giuntoli, Cristiano e Luciano Spalletti, è difficilissimo. Il Napoli quant'è che non vinceva lo scudetto? No, infatti è quello. Dunque secondo me fanno bene a cercare di guardarsi intorno. Se Giuntoli sa di essere stato alle 8 anni, ha dato il massimo ed è riuscito a vincere il massimo, e qui si parla di una persona che è abituata a fare miracoli, perché il Carpi in Serie A ce l'ha portata lui.
Non ce lo allora vuol dire sì, no, infatti, poi indossa eh. solo, no, giusto? No, col Carpi. Col Carpi, sì, no, il Carpi. Quindi vabbè, insomma, ci sta allora quindi un cambiamento, anche perché poi l'anno prossimo l'allenatore non è che debba andare a spostare più di tanto, la squadra sta già giocando molto bene, fai 1 o 2 innesti, se non vuoi cambiare completamente il modulo, la squadra c'è già in qualche modo. E indovina chi potrebbe essere il personaggio in panchina? Vorrebbero italiani, sì, lo sapevo anche prima di mettere l'immagine. Vorrebbero Vincenzo Italiano, lo so. Oppure Benitez, parlano anche di Benitez, però mi sembra Ma un parlano po' anche di tagliato dai Thiago giochi. Motta, però, anche di Thiago Motta, che sembrava venisse all'Inter, invece ora con Inzaghi sta andando alla grande, all'Inter è diventata Itaca, l'isola che c'è ma non è aleatoria, non c'è in poche parole. Dunque io penso che Thiago Motta possa virare, ricordalo, lo dico adesso, proprio al Napoli. Ok. Sì. Beh, ma pensa che coincidenza, Thiago Motta e Vincenzo Delano hanno un ex dimora comune, la Spezia. E tutte e due Già, sono dallo Spezia, tra è l'altro vero. era una base Inter, perché lo Sì. stesso Piero Ausilio fu remotamente, sempre sto remotamente parlando, in quel di La Spezia, e prima lo Spezia Calcio era una base e una succursale dell'Inter. Vero o non vero? Sì, è vero. Quindi c'è un discorso proprio, vabbè, poi sotto traccia, queste sono cose, le proprietà sono Certo. cambiate, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, quindi c'è un po' di carne al fuoco, no? E quindi adesso ritorniamo un po' sull'attualità, no? Io adesso ti faccio vedere due cose. Una è questa. Questa è la partita dell'andata di campionato, dove adesso purtroppo è un po' in piccolo, però Vedo poco. sì, no, quindi Leggile meglio, Fulvio. sì, allora Terracciano, Dodò, Milinkovic, Martinez, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Duncan, Gonzales, Arthur, no, come Arthur? Sì. Cabral, giusto, e poi l'altro Quamè, giusto. Sì. Questa squadra è cambiata nel ritorno perché ho visto che ci fu Mandragora, Iconè, l'inserimento di Bonaventura che segnò anche il gol, Castrovilli e Saponara, quindi ci fu un po' una sorta di cambiamento. Qual è la più realistica delle le due formazioni secondo te che andrebbe a schierare nella partita di mercoledì italiano? Ma guarda che indovinare le scelte italiano è la cosa più difficile al mondo, perché non ti dà mai vantaggi. Cioè, anzi, ti dirò, è anche bello vedere un italiano che è convinto delle proprie scelte. Devi sapere che a Firenze Jonathan Iconè non è visto benissimo a livello di rendimento, è visto come sciupone, lui ci crede e lo mette sempre in campo, quasi sempre in campo. E lo stesso magari Igor, che ha sbagliato le ultime due, a me piace come marcatore, come difensore Sì. centrale, e poi Mancini non si bocciano mai, nel calcio è difficile bocciare Mancini. Certo, ovvio. Dunque dico, lui è così, non dà vantaggi, dunque io ti posso dire magari la mia che io Bonaventura lo vorrei sempre in campo perché dell'89, dunque a 34 anni, ha esperienza, si è dimostrato un leader silente perché zitto tutti lo seguono, riesce sempre a dare gli equilibri giusti e alzare il livello della qualità della allora, squadra. vediamo invece un attimo le due formazioni dell'Inter dell'andata. C'era Onana, quindi aveva già scalzato Andanovic, Skriniar che ormai è scomparso dai radar, De Vrij e Acerbi, poi Darmian a destra, quindi Darmian aveva incominciato a prendere il posto di Dumfries, poi Barella, Cialanoglu, però non c'era Brozovic, Mkhitaryan, Di Marco e davanti Lautaro Martinez con Correa, poi vabbè entrarono anche gli altri. Il ritorno invece sempre Onana, c'è Bastoni, Acerbi, Darmian, Dumfries, quindi Darmian gioca dietro, Dumfries e Gosens a sinistra al posto di Di Marco, Barella, Mkhitaryan, Brozovic, Correa e Lukaku al posto di Lautaro. Qual è
questo tanto per vedere un po'. È chiaro che nella seconda partita ci fu l'avvento di Lukaku che doveva fare il minutaggio, no? Quindi aveva bisogno di lo stesso Correa doveva rientrare dagli infortuni, lo stesso Gosens. Senti, vedendo un attimo le due, va bene, ormai le due partite, una è stata una partita abbastanza rocambolesca, quella del ritorno, una partita invece di chiudi e riparti. Io ti domando da un punto di vista tattico come può avvenire la partita. È chiaro che è una partita secca, è una partita quindi da dentro e fuori, quindi può esserci anche uno sconvolgimento tattico in più momenti della partita, però inizialmente qual è l'atteggiamento della Fiorentina? Giocare come il ritorno a San Siro oppure tentare anche un po' il gioco? Ma la Fiorentina deve giocare spavalda, perché l'Inter, ho notato, quando trova squadre spavalde con atteggiamento tale, va in netta difficoltà. L'Inter se la gioca con tutti. Ora, se l'Inter è in condizione, non ce n'è per nessuno, se è in condizione. Se stanno bene quei 2 o 3 che fanno la differenza, Barella, il Tardelli nuovo, rinato, perché ricorda Marco Tardelli, è una cosa incredibile. Nella doppia fase va su e giù e poi segna, poi fa gli assist, completo, destro, sinistro, si inserisce nei penalti, ce l'ha tutte. E poi, sì, e poi sinceramente vedere anche un Edin Dzeko, che io ricordo benissimo, perché è la motivazione sempre della Roma, vedere un Edin Dzeko con quelle condizioni, che riesce ancora a mantenere palla a quell'età in senso buono e riesce ancora ad essere l'uomo chiave della squadra, che è un uomo squadra. E poi avete dietro, io non parlo nemmeno di schemi tatticismi, avete dietro le punte un certo Lautaro Martinez, che ci sono le categorie, lui è fuori la categoria, è un extraterrestre, cioè quando ti punta è devastante, è un piacere vederlo, è anche bello vederlo, perché come Baggio, scusate il parallelo, i mancini non si bocciano mai, ricordiamo Maradona, ricordiamo Messi, ricordiamo anche Futre a modo suo, i più forti. Ma questo è destro e questo è argentino, questo è campione del mondo, questo nonostante abbia fatto un campionato del mondo un po' così e così, anche Di Maria l'ha fatto buona una partita, 2 partite, però non è che, però insomma lui ora Lautaro Martinez quando ti punta, non solamente ora, è un giocatore eccellente, può fare sia la seconda punta ma ancora meglio il trequartista dietro le punte, che ti fa male, si inserisce, ti manda in profondità ed è calciatore vero. Una delle cose che a me non piace molto ovviamente dell'Inter è un abbassamento che capita specie nella seconda parte della partita, in cui tendenzialmente un po' perché si stancano, si abbassa un po' la squadra e secondo me rischia sempre. Infatti ci sono stati i gol, per carità, poi ci sono stati anche i gol con le ripartenze della squadra avversaria, no? Quindi andando troppo alti ovviamente viene infilato, però molte volte è così. Io tra parentesi, guardando il Manchester City, ho il terrore di quella partita, perché a dato momento ho visto il Manchester schierarsi in area del Real Madrid con 4 uomini in linea e 10 metri dietro fuori dall'area altri 4 uomini in linea. Della serie praticamente non puoi uscire palla al piede, perché ti contrastano subito, riprendono il pallone e subito riattivano la giocata. La Fiorentina ha nelle sue corde un modo di giocare di questo tipo, è una squadra da gamba veloce, perché tendenzialmente vedo alla velocità di Gonzalez, Inconè, non so. Allora la Fiorentina è rapida, fino a un certo punto rapida nelle ripartenze, perché se parli della fase mediana, Amrabat non è un velocista, anzi è un compassista. Duncan, che a me piace tantissimo perché fa legna, è bravo a interdire, molto bravo, personalità, calcia fuori, mancino anche lui, Fulvio. Bravo, lo slogan che non lo dimenticare mai, i mancini che arrivano in Serie A o insomma a quei livelli, la bocciatura non c'è mai, hanno un estro diverso, hanno un modo di interpretare. Vero. Ecco. Negli esterni stessi, se ci pensi bene, questi benedetti piedi invertiti, che io con tutto rispetto non condivido tanto, perché o sei Salah, piede invertito che vai come una lambretta, tipo Robben, pochi casi, qui si parla di fenomeni, altrimenti a piede invertito, dove ci sono ripartenze vere con gli esterni, è difficile, devi fare 4 tocchi, fermarla,
pensare, a girare. decentrarti per poi... no, invece uno naturale va diretto, Certo. guarda Chiesa, quando arriva la palla, fascia sua a destra, va diretto, non hai da pensare perché ti viene naturale andare verso la fascia e metterla. Dunque dico, la Fiorentina non è rapidissima nelle partenze. Sai cos'ha la Fiorentina però? È compatta, è solida, perché anche a centrocampo non ha un sarto di centrocampo, mette Mandragora, lo mette spesso, Sì. non è proprio eccelso come sarto, fa il suo compitino, fa lo scolastico e lo fa abbastanza bene, diciamo, anche lui mancino. Dico, ma non ha, diciamo, l'unico giocatore che fa la differenza, ne metto due. Uno è il Lubo Skubic di 30 anni fa, ovvero Barak, che segna anche, lo ricorda, è cieco anche lui, mancino anche lui, e dà le stesse strutture di Lubo Skubic. 30 anni Fisico, dopo. anche un bel fisico. Bravo. L'altro è, come abbiamo citato, ormai lo conoscono tutti, è stato anche a Milano con Pagine Milan, Atalanta, è stato a girare, è Bonaventura. Jack Bonaventura ha una qualità fuori categoria. Senti, però per un periodo ha giocato poco, poi dopo è rientrato. Sì. Non ho pensato a uno interista, però ti volevo fare la domanda: qual era il giocatore su cui andare a puntare? E dal mio punto di vista il giocatore che mi dà più fastidio appunto per i trascorsi è proprio questo, è proprio Bonaventura, perché è un giocatore che zitto zitto, lo abbiamo visto nei vari derby di Milano, ti arrivava a segnare negli ultimi 10 metri perché te lo vedevi comparire con un passo molto rapido, si inseriva, è molto bravo negli inserimenti. Il giocatore, quindi tu punteresti sempre su Bonaventura, un giocatore su cui punteresti se fossi un interista in qualche modo, al di là dell'Autaro che hai già elogiato, no? Nella finale. No, a me piace molto, a parte, allora, per duttilità, per versatilità, per impegno, per costanza, io premerei Darmian, perché questo classe 89 d'origine milanista, perché da ragazzo io lo convocavo insieme a Giancarlo Antonio in nazionale. Matteo Darmian poi ha fatto Torino, Manchester United, ha fatto tutta la sua fila, però Darmian ha un atteggiamento prepositivo e positivo a bestia, come si direbbe a Firenze, veramente un grandissimo professionista. Allora, l'altro, sempre su quella corsia, io penso che Dumfries sia corteggiato da tutti. Se Dumfries va al Real Madrid, gioca. Se va al Barcellona, gioca. Se va che ne so, a Manchester City, gioca. Perché lui è un giocatore, un altro extraterrestre all'Inter. Cioè, sono quei giocatori che li vedono. Sai che l'opinione pubblica interista invece ce l'ha, a parte il fatto che è molto ipercritica ed è una cosa terribile questo risvolto, no? Cioè Dumfries viene trattato veramente male, perché dice, ma guarda, non riesce a saltare l'uomo, Dumfries fa molto movimento, è chiaro che non è perfetto, non puoi, i Maicon che riescono a fare tutte le fasi, no, Maicon e Cafu, uno in 50 anni, no? I brasiliani Maicon e Cafu, ripeto, non esistono più. Però io dico a livello, allora, strutturalmente tiene botta alla grande su Dumfries, e poi una bella cosa, ha l'accelerazione con la palla a piedi, nasce difensore perché lui nasce quarto. Ora all'Inter hanno cambiato modulo perché mettono Darmian a fare le sovrapposizioni dal basso e Dumfries più avanti, però lui nasce difensore, dunque ha una corsa composta. Se dovessi fare il mio lavoro adesso ti direi, Fulvio, corsa composta, struttura importante, bravissimo negli inserimenti, bravo anche a saltare l'uomo perché non va via di dribbling ma di accelerazione, ha sia la progressione che lo scatto, bravo nel controllo e gestione palla, riesce ad andare in fondo la mette nel mezzo. Questo è Dumfries, Fulvio, signori, questo è Dumfries. Guarda che faccio una clip di questo intervento perché dopo la giro a tutti gli amici interisti che hanno sempre da dire. No, mi piace molto come disamina, forse si aspettano il fenomeno,
però d'altronde nel calcio di adesso saltare l'uomo o sei Messi o altrimenti devi giocare molto di rilancio, no? Di palla No, ma lunga. faccio un'altra domanda per i tuoi amici in questo caso, ma non provocatoria, così ironica fino a... Si gioca, si gioca. Ditemi, nei primi 5 club al mondo, chi è che ha un Dumfries della situazione? Chi ce l'ha? Nessuno. Sì, no, Nessuno. inteso proprio come un vero centrocampista di fascia. No, inteso come un quarto di difesa, perché all'Inter fa un altro ruolo. Tu lo metti come quarto, ok, va bene. Lui faceva il quarto, sì, perché se no diamo a Dumfries, lui ci sta, è come Castrovilli, scusate la comparazione, Castrovilli sì. Fa la mezzala da 2 anni, è stato fermo 1 anno e faceva il trequartista fino a 3 anni fa, dice sì. Ma non rende ancora, è fuori ruolo. Cioè, non è il suo ruolo, si sta adattando. Un calciatore quando si adatta non è che è naturale, si sta adattando, sta facendo un gran fine campionato, un grandissimo ritorno, per carità. Così Dumfries, se fino a ieri gli dicevi guarda, fai il quarto, l'altro ieri, fai il quarto, devi andare fino al centrocampo e basta, poi resta lì. E ora gli dici fai dal centrocampo in su, è vero è sempre la corsa, però dal centrocampo in su l'uomo lo devi saltare, poi tra parentesi sono tutte dichiarazioni di gente che sta sul divano, non si rende conto del calcio di adesso che è veramente cambiato tantissimo, è sbordato ormai e confluito in una logica prettamente fisica. Come lo intravedi il talento, visto che tu sei un osservatore, un intermediario del calcio? Scout. Allora, osservatori ci sono, osservatori, segnalatori e talent scout. Chi sono i talent scout? Te lo spiego, Fulvio. Va bene, spiegamelo, abbiamo bisogno. Sono coloro che riescono a vedere un giocatore giovane in prospettiva, perché quelli veri si vedono tutti, quelli che arrivano a, quelli che devono ancora arrivare in A, è difficile. Che bello, mi hai dato il là per un'altra considerazione, no? Perché io sono sempre stato dell'opinione che innanzitutto il calcio, se non vinci adesso, quando vinci? Devi vincere tra 5 anni? No, se hai un giovane lo metti dentro e lo fai crescere a poco, ma non fai una squadra su uno giovane. Se uno è giovane come Ronaldo, 18 anni del Barcellona, Maradona 17 in Argentina, allora lo metti subito dentro. Tu stai parlando di giovani di prospettiva. Il Milan, che ha preso determinati giovani, penso anche a De Ketelaere, no? Che non è riuscito a sfondare e non ha dato mai dimostrazione di essere uno che tecnicamente ti fa vedere comunque una cosa. Io non l'ho vista fare neanche una. Bisogna saper aspettare, infatti hanno anche pagato tanto, quindi devi per forza aspettarlo. Ma fino a un certo punto, allora dov'è la problematica nell'andare a scegliere un giocatore pagando anche tanto e vederlo poi da un punto di vista, diciamo, proprio esecutivo ai minimi termini? Quindi il talent scout credo che avrebbe dovuto vedere tanto. Ma allora, innanzitutto, prima io per talent scout intendo i vari, e non mi paragono perché resto sempre allievo davanti a questi che citerò adesso, i vari Batta del Torino, i vari Mino Favini che sono stati al Como all'Atalanta, i vari anche Casiraghi ha avuto l'Inter, grandissimo, i vari, faccio un esempio, i vari Pandolfini della Fiorentina, i vari Biagiotti, i fratelli Biagiotti, Pecca, il grande Pecca, Aldo e il grande Carlo Biagiotti, con il quale tutt'oggi vado a vedere le partite. Allora, questi sono i signori del calcio, perché di solito chi ha lo scouting più forte vince. Il Napoli, per esempio, Baraseia l'ha preso grazie a una pensata geniale dello scouting Giuntoli. Volevo ricordare a questi signori Micheli, Maurizio, che ha fatto anche il direttore a Brescia per un periodo pro tempore, un certo Mantovani, un altro forte, bravo, che era anche lui al Brescia, all'epoca di Amsic, Mannini e Santa Rosa, sono quelli che hanno fatto il passaggio, poi tra l'altro, quando c'era Marino a Napoli e Nanni Gianluca a Brescia. Lo scouting è troppo importante, è come uno chef che deve descrivere una pietanza, deve dirci gli ingredienti di quella pietanza, perché è facile dire buona, ma cosa hai messo per renderla così buona? Dunque lo scouting, scusa che sono di parte, però va anche un attimino a scoperta questa cosa qui.
quanti addetti ai lavori, anche procuratori, quanti direttori si avvalgono degli occhi di chi va sul campo, di chi guarda la prospettiva, di chi guarda la sgambata, la corsa, se è composta o scomposta, di chi guarda come sta in campo un giocatore, di chi guarda l'atteggiamento. E un'altra cosa, visto che mi dai l'assist, io vorrei segnare stasera, vorrei farlo con te. Allora è facile parlare da qua, vedendo una partita da qua, dalla scatola chiusa, ma il giocatore vero va visto sul campo, perché quando vediamo un giocatore da qua, e ringraziamo gli organi in questo caso di informazione, quali coloro che hanno inventato il televisore e i computer, non puoi avere la prospettiva del giocatore quando non prende palla. L'attaccante, per esempio, si guarda con palla e senza palla, se sta sull'ultimo uomo, se invece va a attaccare lo spazio, se invece gioca di manovra, va a ricevere il colpo all'avversario. Tutto questo sarebbe bello fare delle puntate sullo scouting, già le fanno, vedo. Io non sono avvezzo alla tecnologia, pensa che fare l'ennesimo collegamento con te ho dovuto chiamare ausilio perché sono, non Piero, aiuto dico, perché non sono proprio, ecco, eccelso ancora. Sono demodé. Prego. Però in ogni caso appunto hai la capacità e l'occhio che si affina col tempo nelle movenze, appunto in tutte le varie sfaccettature che il ruolo di un giovane deve sostenere, quindi uno deve andare a fare la sua scheda, no? Ovviamente, no? Quindi certo. E lo devi vedere ovviamente de visu, insomma, vederlo dal vivo. Ma sì, perché Fulvio, quando noi addetti ai lavori, in questo caso, guardiamo una risorsa, quella del calciatore, un giocatore può toccare anche una palla, scusate, non vorrei fare il maestro, però bisogna vedere come è stato il campo, come si è sacrificato per quel ruolo lì, bisogna vedere tante cose, a parte chi riesce a vedere un calciatore una volta sola sono proprio dei geni, perché il giocatore va visto, va rivisto, va visto per esempio in un campo più lente, va visto se si tiene la tenuta a gara, se è 90 minuti o si perde per esempio dopo 50 minuti, dopo un tempo e qualcosa. Bisogna avere tante cose, almeno per me, poi ognuno... Ma no, è ovvio, no? Anche perché poi girano soldi, quindi devi acquistare un giocatore in prospettiva. Vabbè, insomma, la mia era anche una domanda forse anche un po' provocatoria riguardo all'acquisto del Milan, di De Ketelaere, quindi è un giocatore che comunque è un professionista già affermato. Ma De Ketelaere però, allora, secondo me, non lo so, io lo ricordo ancora quando era... nella preghiera squadra, che era valutato, giocava falso 9, non dava spazi punti di riferimento, poi perché se ne voglia in Italia per gli attaccanti è roba dura. È vero che arrivano a fare Osimhen 20 reti, Immobile fino all'anno scorso 30, ok, però qua in Italia si marca ancora uomo. Andare via da Acerbi, che fa il libero staccato, non gioca mai in linea, Acerbi, a me piace perché anche lui è mancino, e poi mi piace perché ha avuto una storia particolare ed è stato un grandissimo ad affrontare ciò che ha avuto. Bravo, certo. Un grande esempio Acerbi. È vero. Mi piace tantissimo. Allora dico, però andare via Acerbi, gioca staccato alla linea dei centrali, cioè gioca staccato, l'Inter non subisce quasi mai fuorigiochi, perché tiene sempre il giocatore in linea, però Acerbi si sente più tranquillo a staccarsi alla vecchia Materazzi, tanto per intendersi. Sì, dunque io noto questo, per esempio. Sono le equidistanze con gli altri giocatori di reparto che ti confortano. Io noto questo. Anche perché poi certe volte passi anche da dei moduli, passando dalla Lazio, vabbè, che era la stessa, più o meno la stessa impostazione, no, però giocava a 4 con Sarri. E comunque in ogni caso cambiano determinate logiche, quando per esempio anche Skriniar l'anno scorso è passato, con Conte anzi è passato da quarto da centrale di difesa, è passato a diventare il braccetto di destra, ha avuto un momento di grossa difficoltà, poi dopo l'ha capito perché devi crescere, devi trovare il ruolo. Mi pare di Castrovilli da mezza punta, trequartista, arrivato centrocampista, quindi faccio un esempio.
mi parli di Bravo, scusami, mi parli di Bravo, c'è l'amico Nestore Del Boccio, dice bravo Frattini, ti ringrazia, Grazie, e dice va considerato anche il quoziente di intelligenza, però qua vabbè adesso entriamo un po', il calciatore giovane, il quoziente di intelligenza non è che poi, l'importante è che giochi bene a pallone, poi dopo... No, sicuramente, però porto un esempio. In Italia abbiamo avuto un esempio incredibile, Carletto Ancelotti che trasformò Pirlo. Io lo ricordo ancora Pirlo nella finale contro il Perugia di Gattuso, dove c'era il povero mio ex collega in federazione, allenatore del Perugia, Diego Giannattasio. Mi ricordo quella finale lì, che vinse il Perugia, con Solari in porta, tra l'altro, il Perugia aveva Solari in porta, mi ricordo che Pirlo era proprio un 10, capello lungo, magrolino, di Flero, perché lui era di Flero, della zona di Brescia, era già giocatore. Poi arrivò anche all'Inter, ma non venne compreso ancora, e Ancelotti lo trasformò da trequartista, lo abbassò 20 metri e inventò Pirlo. Cialanoglu, scusate la comparazione, allora al Milan giocava trequartista dietro le punte, all'Inter anche all'inizio, ora gioca più di Brozovic in mezzo, gioca davanti alla difesa. Dunque dico, io adoro quei allenatori che non è che fanno scommesse, che riescono a capire in corsa della carriera di un calciatore dove veramente possono stare. Quello è l'allenatore. L'allenatore, a mio avviso, mi sbaglierò, ma lo dicono i più grandi, lo dicono gli ex calciatori campioni del mondo, quali Giancarlo Antonioni, sono bravissimi quando riescono a disporre la rosa in campo. Poi la differenza è normale, la fanno i calciatori, ma è normale. Se hai un Messi in campo o hai un Lautaro Martinez, scusate la comparazione, la differenza la fanno sempre. Dybala, scusate se cito gli argentini, la differenza la fanno sempre. Tornando a noi, che giustamente mi citavi prima il caso di quel giocatore non rendeva, scusa, mi parlavi di che non rendeva per quello che era. Hai fatto anche la comparazione con Castrovilli e poi dopo la quarti come avevo detto io. Oh signore, De Cateller, sì, del Milan. Allora, Ilicic, talento indiscusso a Palermo, arriva a Firenze, prova a fare l'esterno destro a piede invertito, anche lui mancino, oggi te la meno, Fulvio, a piede invertito. Poi lo mettono addirittura davanti alla difesa di tutte le partite. Insomma, Ilicic a Firenze non trova il feeling giusto. Va all'Atalanta, diventa il calciatore europeo più forte di tutti. Non è che sono un delirante, quello più forte. Si ambienta bene, non guardare poi come è finita, che durante il Covid... Certo. Però lui a livello è tornato più forte di colui che era a Palermo. Dunque dico, De Cateller uguale, Kakà. Arrivò al Milan, ma allo stesso Pato. Scusate, parlo di Milan. Kakà arrivò al Milan, era già pronto. Però, ma fino a un certo punto, le prime 5 partite le steccò tutte, mi ricordo. Un po' tipo Allegri con il Cagliari. Arrivò a Cagliari, fece un disastro, le prime gare, poi rimase e fece quello quindi che fece. Quindi questo per dire che praticamente ci deve essere un po' una serie di concomitanti. Vanno saputi aspettare. Il giovane, vabbè, quindi... Quando una società, io scusate do fiducia a Ricky Massara con il quale sono anche amico, quando uno come Ricky Massara che ha fatto tanto scouting accanto a Walter Sabatini, un deus machina del calcio, allora dico, e va a prendere un giocatore, andò a prendere Kier, ma quando lo portò a Palermo però è un 90 Kier, a 33 anni, oggi al Milan ha fatto Roma, ha fatto il giro Palermo, prima ancora della Roma ha fatto il giro del mondo. Vai a prendere uno come lui, lo vide al torneo di Viareggio addirittura, pensa a poter, vuol dire che lui nasce scouting, lui andava a prendere Leao, un fenomeno che al Milan dicono ma non è continuo, alla faccia però, tra vero e non avere lo voglio sempre Leao, perché lo voglio? Perché ha prestanza fisica, perché anche lui è bravissimo, lo si vede subito. Io mi ricordo che lo criticavano, ma il primo gol che fece al Milan fu un gol eccezionale, non so se te lo ricordi. Si inserì con una specie di doppio passo, si inserì in velocità, ho detto, uno che segna così, insomma. Io non vorrei infierire, amico Fulvio, però al Milan è passato anche un certo Aubameyang. Aubameyang, quando era giovane, scusa se mi permetto, ma lo volevo ricordare, non per infierire, ma Aubameyang
quando arrivò in quel di Milano al Milan, tutti ma è un po' discontinuo. Guarda alla Juventus hanno lasciato andare via, si sono fatti scappare un certo Coman, va via dalla Juve, va al Bayern di Monaco, vince il triplete, e dopo Salah e continua a essere un personaggio, continua a essere l'esterno più forte al mondo. Esatto. Dunque dico, è da sorridere. Che calcio che fa, è questo il calcio che fa oggi. Certo. Senti, intanto ci sei inserita l'amica Roberta Santoro parlando prima di Pirlo, poi dice bella questa definizione di allenatore. Nesso Del Boccio dice il tecnico deve avere grande capacità psicologica nel capire le personalità e capaci condivido con questo signor Nesto Del Boccio, bravo, condivido perfettamente, perché è la cosa che è da sorridere, che oggi ora è vero bisogna andare avanti col tempo, però prima allenatore gestiva l'allenamento, faceva tutto lui, si parla dei tempi che furono, bisogna andare avanti. Ok, oggi l'allenatore deve essere, come dice giustamente Nestore, il signor Nestore, che saluto, complimenti, allora dico che è attento, oggi l'allenatore deve essere intelligente a far sì che ci sia un equilibrio all'interno dello spogliatoio, e il secondo allenatore, in questo caso Cecchi, e saluto il genio Mario, che è toscano come me, e dunque che saluto, deve essere ancora più del primo allenatore, perché quello che di solito segue le riserve, il secondo allenatore sta con quelli che giocano meno, ed è quello che deve riportare al primo allenatore gli humus, gli stati di animo dello spogliatoio, ovvero di coloro che non giocano, degli scontenti. Dunque se riesce a far squadra in questa maniera arriva ai risultati. Guarda l'Inter, guarda la Fiorentina. Ecco, Michele, ricambio con stima, va Grazie. bene, va bene. Allora, abbiamo parlato appunto della Coppa, abbiamo parlato del Napoli, abbiamo parlato appunto di come si avvicinano le due squadre, abbiamo cercato di capire tatticamente qualcosa da questo punto di vista. Allora, andando a vedere, però non riesco a trovare, eccoli qua. Dunque, abbiamo questi tre allenatori, no? Questi tre allenatori potrebbero, per vari motivi, non essere più sulle panchine delle rispettive squadre l'anno prossimo. Secondo te, quale di questi tre può ancora rimanere? Oppure, vabbè, qual è il tuo pensiero riguardo a tutti e tre? Ma allora, dei tre, allora, penso che tutte e tre abbiano fatto moltissimo per quello che gli è stato affidato, perché la Juve, per esempio, parto da destra, la Juve di Allegri, di Max, non era certamente la Juve che lui si aspettava negli acquisti, però dici, quando un professionista viene ben retribuito deve assumersi anche le proprie responsabilità. Condivido. Poi secondo in classifica con 11 punti di penalizzazione. Sì, però stasera... sei fuori dalle coppe, agli azionisti dietro, ai tifosi, sei fuori dalle coppe e non se lo può permettere la Juventus. Nonostante tutto, sei stato fuori 1 anno e mezzo, 2. Max, grande persona, sei stato fuori. Quando ricevi diverse pecunie, non ci sono giustificazioni, devi fare risultati, perché investono tutto su di te. Riguardo a Pioli, con l'organico anche lui che ha avuto e che gli hanno messo a disposizione i bravi Maldini Massara, M2, e gli hanno messo a disposizione un organico, diciamo, gli hanno consolidato quello dell'anno scorso, però insomma non hanno proprio alzato il livello, no? Perché la rosa del Milan dicesi squadra forte quando hai minimo i 22 giocatori di livello. Ci sei? Sì, ho una doppia scelta. E lì Milan non ce l'ha, allora non ce l'ha, non solo, si è anche impoverita, è andata a dar via che sì, che non gioca nemmeno a Barcellona, ma era un lusso per il Milan, perché che sì ricordava Seedorf, che avete conosciuto bene anche voi all'Inter. Allora dico, sono quei giocatori universali, di quantità, quei giocatori forti, quei giocatori che ti rompono gli equilibri, quei giocatori che ti scuotono, quei giocatori veramente importantissimi per l'equilibrio di una squadra, importantissimi, tutte ce l'aveva Seedorf, tutte, grande personaggio che avete conosciuto a Milano in generis. E riguardo invece all'altro allenatore, c'era dell'Inter, Inzaghi, Simone Inzaghi merita tutta la mia stima. Ci sono molti allenatori, anche ex campioni del mondo, che allenano, che non hanno l'esperienza. Invece lui viene dal settore giovanile,
vinse con la Lazio le allievi nazionali in campionato e ha fatto come Prandelli, scusate il paragone, ha fatto l'escursus, ha fatto benissimo con la Lazio, dopo che Pioli lasciò un bello scettro perché lasciò la qualificazione, fece benissimo la Lazio, ha portato anche lì la Coppa Italia e poi è arrivato meritatamente all'Inter, ma non ci dimentichiamo che lo voleva la Juventus, certo. Certo, sì, dunque l'Inter Marotta l'ha strappato a Paratici 2 anni fa. Bravissimo. Dunque per me Inzaghi merita, chi fa la gavetta, scusatemi, chi fa l'escursus, chi fa l'ascesa, merita tutto il mio rispetto. No, poi pensiamo anche alle vacche magre della Lazio, nel senso che ogni anno i giocatori sono sempre un po', ne vende 2, ne prende 3 di livello un po' basso, poi magari crescono, insomma ogni volta devi sempre fare veramente una squadra con molta difficoltà. C'è Luca Lacava che dice: Simone Inzaghi ha commesso errori, ma chi non ha commesso errori o non li commette? La differenza con gli altri due: Simone ha margini di crescita, Pioli e Max sono un gradino se non 2 sotto. Mi sembra un po' troppo eccessivo, no? Questo dire... No, è giusto che ognuno dica la propria, il calcio è bello per questo, perché ognuno può liberamente esprimere la propria. Io anche, tra virgolette, non c'è tanto l'opinione dell'addetto ai lavori, poi sì, posso dire conosco quello, dunque so che persona è quell'allenatore, però in questo caso Allegri qualcosa ha vinto, non dimentichiamoci, ha vinto anche a Milano lo scudetto col Milan, ha vinto in molte parti, anche in Serie B, quando era in Serie B ha fatto la gavetta anche lui, perché ha fatto tutta la Serie B, partiva all'Aianese in Serie C addirittura, quando Aiana c'era l'Aiana di Giuntoli, perché Giuntoli è nata Aiana, il signor Chizzano Giuntoli, però dico, nell'Aianese c'era Giovanni Rossi, direttore, che è stato anche alla Juve, al Sassuolo, e sembrava anche che lui potesse tornare alla Juventus quest'anno, o lui o Carnevali o Tare o ora al primo posto del first one Cristiano Giuntoli. Dunque dico, tutti e tre, se li vai a vedere uno hanno raggiunto gli obiettivi importanti già ad essere nei club dove sono. Chiaramente se vinci hai un percorso diverso, se non vinci si parla di rammarico, di delusione e quant'altro, perché è normale che a Milano le coppe, sia Milan in questo caso che Inter, le avete viste, le avete annusate. Io mi ricordo ancora, ero bambino, caro Fulvio, quando Santillana purtroppo segnava sempre all'Inter, ero bambino, tu eri bambino, ma io ero a San Siro, io ero piccolo, guardavo in televisione, dunque c'era Butraghegno, c'era Cendo, c'era Camaso, c'era Mitchell, c'era Sanchez. Erano pazzeschi questi. Anche troppo extra squadra, diciamo, no? Un po' sì. politicamente appoggiati. La bestia nera dell'Inter era Real Madrid, me lo ricordo. Lo so. Mi ricordo Santillana che nel sottopasso prima della noi eravamo alla curva, era la partita che finì 2-0 per l'Inter con la doppietta di Tardelli, lo insultavano, ovviamente l'avevano visto, ovviamente perché era sotto la curva dell'Inter, lui diceva ci vediamo alla prossima, al ritorno, no? Come per dire ci vediamo al ritorno, e infatti abbiamo visto come è andato a finire al ritorno, 3-0 per loro. Allora Luca Lacava dicono che Inzaghi non sappia far giocare le squadre, invece è molto bravo e preparato, peraltro riesce a far uscire il meglio da calciatori che non ti aspetti, Darmian, Di Marco, Bastoni e Bellanova. Poi sei sempre Nesa e dice da interista dico che la Lega ha saputo lanciare dei giovani quest'anno e vabbè, ok. Allora cambiamo un attimo, ritorniamo sui prossimi 2 obiettivi della Fiorentina, rivediamo che il primo traguardo è quello di mercoledì con la Coppa Italia, l'abbiamo qui appunto a Roma, e poi la partita successiva è quella con il West Ham. Allora innanzitutto la finale di Coppa Italia pare che sia vista da 165 paesi con 35 TV in broadcasting, quindi vuol dire che praticamente è una bella visibilità della Coppa Italia, no? Che questo anche per riallacciarci a quello che abbiamo detto all'inizio del calcio italiano, alla fine dopo viene venduta la partita bene. Ci saranno anche pare delle telecamere abbastanza nuove, con droni dall'alto, insomma sottopasso eccetera eccetera, l'hanno studiata bene da un punto di vista proprio di esecuzione. Scusa, abbiamo Carlo Bianchi,
sì, Michele, tutto giusto ciò che dici su Inzaghi, ma Gagliardini e Correa non si possono vedere. Va bene, questo non c'entra. Sì, però allora Correa l'ha portato lui, ok, Gagliardini c'era già, dunque C'era già, appunto, no, scusatemi, no, infatti. se la società in questo caso non è riuscita per volontà del giocatore a mandarlo via o a prendere, non è colpa di Inzaghi, lui gestisce chi ha, chiaramente. Correa l'ha preso lui, Certo, però certo. insomma, ha preso anche Acerbi, però dunque in proporzione ha fatto un gran lavoro. Comunque giusto, parlando di giusto, poi ripeto, Gagliardini, l'Inter no, a Firenze sarebbe bene, per esempio a Firenze Gagliardini, ma non perché è una riserva dell'Inter, perché magari sono quei giocatori di quantità che fanno comodo all'italiano. È vero, potrebbe star bene la Fiorentina. Sì. Ritorniamo l'altro impegno che è il 7 di giugno a Praga, quindi abbiamo la finale West Ham Fiorentina. Come la vedi? Il West Ham mi sembra 14esimo in classifica, è abbastanza, cioè è salvo, però non è tanto distante dalla retrocessione. Abbiamo come giocatori di punta Paquetá, Ogbonna, che è ex Juve, Scamacca, Torino, prima Torino però, Torino, prima Torino, esatto, poi Scamacca, e poi c'è Emerson Palmieri. Ma giocatori importanti che in Italia conosciamo molto bene, Scamacca stesso era uno, prima di partire, uno tra i quotati, c'era lui e c'era anche Lucca, però ora abbiamo perso le notizie sia sue di Scamacca che di Lucca, nonostante sia Esatto, Lucca all'Ajax. Dunque sì. Dico, in Italia sfascelli e poi vai fuori quando le marcature sono dure in calcio inglese e fai fatica, anche perché italiani che hanno fatto bene in Inghilterra, salvo Zola, salvo qualche altra, ce ne sono pochissimi. Di Matteo, sì. Ricordo, ma pochissimi. Sì, detto questo, sì, loro hanno questi giocatori. La Fiorentina ha un gruppo ormai consolidato, arriva bella carica, sono partite secche, e italiano secondo me, sai cosa di bello, Fulvio, in questo caso mi riferisco anche a tutti i tuoi follower, di bello italiano è che riesce a dare la svolta al momento giusto alla squadra, ma non perché fai cambi, perché riesce a leggere il momento di difficoltà. Guardate la partita in questo caso che ha giocato l'ultima la partita che bravo, a Basilea. Si perdeva, va bene? C'è stato anche l'episodio dove uno dei tifosi si è sentito poco bene, dunque colgo l'occasione per fare gli auguri, che sia meglio a prescindere dalla fazione che è la Fiorentina o meno. Sono contento se sta meglio e gli faccio gli auguri in diretta. La Fiorentina in quei minuti lì si è raccolta e ha vinto la gara. Italiano, grandissimo motivatore, grandissimo allenatore, ha avuto anche lui delle bacchettate, perché lo stesso Bonaventura, che era il capitano, non era il capitano, era Biraghi, però che era un po' il leader in quel momento, fu lui a dire pubblicamente forse questo modo non va bene. E la Fiorentina giocavano i due a centrocampo, 4-2, 3-1. Invece adesso la Fiorentina giocano i tre a centrocampo, 4-3 o 4-3, sì, oppure 4-3-2-1. E qua è importante ovviamente che ci sia, appunto, come dici tu, il feeling anche da un punto di vista proprio strategico, quasi filosofico nel modulo, il modo di giocare, perché altrimenti scontenti i giocatori ed è una tragedia. Vabbè, insomma, Michele, 2 appuntamenti eccezionali, in bocca al lupo, ovviamente. Anche a voi, anche a voi. Anche a noi, anche agli interisti, ovviamente. E soprattutto complimenti al calcio italiano, che sta dimostrando a livello internazionale di club ancora, che sta dimostrando veramente un valore assoluto. Dunque siamo contenti, questo non ci dica il migliore. Su questo non ci piove, non è che siamo i vecchi tromboni che invece ogni volta che c'è qualcosa devono amplificare una cosa ben precisa. È stata tanta roba, 6 squadre su 24 agli ottavi di finale, quindi io credo che insomma siamo arrivati in fondo con 3 squadre, direi che un'ottima performance del calcio italiano, quindi
ne parleremo magari prossimamente quando ci avremo un po' i responsi. Va bene, io ringrazio Michele Frattini, che dovrebbe essere un intermediario calcio, un osservatore, ma è soprattutto un tale scout dalla grande umanità. Quindi grazie a Michele per Grazie aver a voi, partecipato. e a questo punto ti vorrò invitare, perché presto, non so quando, però dico presto, farò venire fuori la mia piattaforma, che è appunto sullo scouting, su come fare a riconoscere un calciatore ruolo per ruolo. Dunque Io ti sono inviterò, a disposizione per qualsiasi cosa, guarda, ti non ci sono inviterò problemi. sicuramente la prima, perché sei una persona piacevole e fai passare le ore veramente bene. Grazie Fulvio, grazie a te e a tutti i tuoi Allora, ascoltatori followers. Grazie. allora, visto che qua all'ultimo si è inserito Michele Del Boccio, vabbè, Michele sei su Facebook, ma certo che Sì, su ho due Facebook. profili, ma sì, non sono molto tecnologico. Sì, comunque sì, Nessere, ti Va bene, aspetto, va ti bene. aspetto. Vi metto in collegamento. Va bene, grazie ancora a Michele Frattini e vabbè, Grazie a insomma, voi, grazie buona Fulvio. fortuna per tutto. Grazie. Repi, Ciao, 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 grazie, a ciao. presto. Ma io dico solo una cosa, che ogni volta che incontro Michele è una puntata sempre molto molto divertente, ma poi si parla di calcio, perché molte volte ci dimentichiamo, poi specie in una giornata di oggi, vi faccio vedere, no, non riesco a farla vedere, aspetta, no, la riesco a farla vedere velocissimamente, vediamo, allora, presenta, così vediamo subito, condividi schermo, eccolo qua, andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta, eccola qua. Quindi abbiamo qua il titolo: Juve plus Valencia, la procura FIGC chiede 11 punti di penalizzazione a sentenza in serata. Cristini che dice penalizzazione di Juve, penso sotto i 15 punti ma senza Champions, eccetera eccetera. Cioè l'argomento di natura quasi penale riguardo questo diventa fondamentale, quando invece bisogna parlare di calcio, della bellezza del calcio, di una palla che rotola su un campo di calcio e di giocatori che vanno in campo, ed è bello quindi fare i parallelismi, gli incroci, sognare, perché la cosa più bella nel calcio è proprio questa, come anche metafora di vita. E Michele è una di quelle persone che evidentemente, appunto, per la sua esperienza riesce a regalare appunto dei fraseggi molto molto belli e anche divertenti, quindi lo ringrazio ancora. Noi ci vediamo settimana prossima, ovviamente avremo altri responsi, avremo la partita, ovviamente la penultima, anzi andiamo a vedere velocissimamente, forse ce l'abbiamo qua, no, spero che siano le coppe, niente, no, non riesco a trovarlo, erano gli ultimi due turni, eccoli qua, ecco. Gli ultimi due turni, quindi settimana prossima c'è un Bologna-Napoli, Fiorentina-Roma, un Inter-Atalanta molto importante, Juventus-Milan, anche questa molto importante, Lazio-Cremonese, un Monza-Lecco, Salernitana-Udinese, Sampdoria-Sassuolo, Spezia-Torino e Verona-Empoli, anche questa è una partita interessante per il fondo classifica. Io vi ringrazio per aver partecipato a Che Calcio Che Fa e ovviamente ci vediamo lunedì prossimo. Grazie e buona serata.